Caldo record anche in montagna e un ciclista dell'Alto Trevigiano è stato colto da malore mentre era in località Casteldardo, appena sopra Trichiana, sulla strada che porta al passo di San Boldo. Vani i tentativi di rianimarlo, è morto sul posto, probabilmente per infarto, aveva 61 anni. È andata meglio ad un padovano di 66 anni, colpito da malore mentre pedalava a Lorenzago, dove il clima non era favorevole. È stato rianimato sul posto da un medico di passaggio e, una volta soccorso, portato all'ospedale di Belluno in condizioni molto serie. Dalla strada alla montagna, vola per 30 metri mentre, primo di cordata, scalava lo spigolo Philip Flam alla Punta Tissi sul Civetta. Sono molto gravi le condizioni di un alpinista padovano di 40 anni, è caduto per alcune decine di metri sul 10° tiro della via di quinto e sesto grado, sbattendo sulla roccia e finendo incosciente a testa in giù. A portare i primi soccorsi alpinisti che erano davanti sulla stessa via, fra questi anche un volontario del soccorso alpino di San Vito di Cadore. Nel frattempo è arrivato l'elicottero che ha avvicinato la parete, l'infortunato, che è stato recuperato con un vericello di 30 metri. L'uomo è stato portato all'ospedale di Treviso con sospetti politraumi alla testa e al torace. Subito dopo c'è stato un recupero sulla parete nord del Lagazzuoia Cortina, dove un alpinista di Como di 75 anni è volato sulla via Menardi Ghedina. Recuperato dall'elicottero dell'Aiuto Alpin Dolomites di Bolzano, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Belluno con sospetti traumi toracico e a una gamba. Un escursionista di Belluno, 66 anni, è caduto mentre rientrava dalla Pala Alta, gruppo dello Schiara, battendo violentemente il volto. È stato raggiunto dai volontari che l'hanno accompagnato fino a Tisoi, dove è arrivata l'ambulanza, mentre in Valle del Mis un torrentista è stato soccorso per un forte trauma da caduta.